Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, siamo su NBA e raga adesso voglio presentare una serie un po' pazza, un po' come in stile PES. Allora, basta mai giocatore perché abbiamo vinto con Miami quella volta, ok, cioè abbiamo fatto solo quella, sono stufo, adesso ci facciamo una carriera allenatore ma con tutte le leggende sparse per l'NBA. Cioè su tutte le squadre ho cercato il più possibile di bilanciare tutte le squadre, qualcuna chiaramente è una leggenda, ma sinceramente chi se ne frega. E c'è Veneziano, come potete vedere dall'anteprima siamo nella squadra più forte, ma ce ne sono altri di super forti, quindi non preoccupatevi, poi insomma un gioco NBA da 30 anni, quindi sarà un po' dura. Adesso presentiamo le varie squadre, c'è da dire che allora noi facciamo, cioè diciamo ci si potrà anche simulare, quindi non le facciamo tutte 82, chiaramente ne simuleremo tante. Noi ci facciamo quelle più belle contro le squadre più belle. E la registrazione sarà così, cercherò di fare due video, cioè due partite a video, però registriamo i primi 5 minuti del primo quarto, poi gli ultimi 3 del secondo quarto, terzo quarto e quarto quarto. Salvo partite stradominate o in positivo o negativo, calamari faccio vedere pochi minuti. Perché ragazzi devo giocare 10 minuti a quarto, se no non possiamo vedere partite finire 50 a 30, cioè non ha senso, sapete che mi piace la realtà. 12 minuti magari sono troppi, facciamo 10 e basta insomma. Buono, quindi questo è quanto, presentiamo i roster. Ok, allora Philadelphia presenta Allen Iverson e Will Chamberlain, quindi già questi due valgono il prezzo del biglietto. Poi Milwaukee, Kareem Abdul-Jabbar e Ray Allen, quindi anche se so Jabbar più a Los Angeles, Ray Allen più a Boston, ma devo bilanciare, raga, se no è un po' impossibile. Poi abbiamo, eccoli qua, Chicago Bulls con Michelone Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, veneziano, Zach Lavin e abbiamo anche Steve Kerr, che è un mio idolo, quindi non poteva mancare. Quindi noi saremo con Chicago. Poi abbiamo il Cleveland che ha solo Ron Harper come leggenda, Boston Celtic, Larry Bird, Paul Pierce, Kevin Garnett, perché non potevo mettere anche Ray Allen, se no ciao. Poi abbiamo i Clippers non hanno nessuno mi pare, i Memphis lo stesso, Atlanta Hawks hanno Mutombo, che insomma, bel giocatore, Miami hanno Wade e Bosch, manca O'Neal, ma chiaramente O'Neal è da un'altra parte, comunque i Big 3 di Miami sono due. Poi abbiamo Charlotte Hornets con Larry Johnson e Vlade Divac, che è un giocatore che mi è sempre piaciuto. Poi abbiamo Utah Jazz con John Stockton, Karl Malone e Jeff Hornacek, quindi c'è Utah degli anni d'oro. Poi abbiamo il Sacramento di Chris Webber e basta. New York Knicks di Pat Ewing, Patrick Ewing, gran bestia. Los Angeles Lakers di Magic Johnson, Kobe, vabbè, fa un po' sensazione vederlo così, insomma, è mancato da poco purtroppo, quindi un saluto a Kobe, che altro si può dire, siamo rimasti tutti scioccati. Poi Shaquille O'Neal, LeBron James, Anthony Davis, cioè, i Los Angeles, cioè, sarà bello affrontarli. Poi abbiamo l'Orlando Magic di Penny Hardaway, Grant Hill e Horace Grant, quindi altra grande squadra. I Dallas Mavericks di Nowitzki, Jason Kidd. Poi abbiamo i Brooklyn, ho messo Drazen Petrovic, è considerato il più grande giocatore europeo come talento, purtroppo è morto in un incidente stradale, e Nick Van Exel, che lo amavo anche per il nome, sono sincero, però è un bel giocatore. Poi abbiamo Denver Nuggets con Chauncey Billups, che anche lui da Detroit, ma Detroit era troppo forte, ho preferito bilanciare un po' Denver e mettere un giocatore anche a Denver. Poi Indiana con Def Schrempf, scusate la pronuncia impossibile, anche lui era più da Seattle, però in Seattle non ci sono più, li ho messi negli Oklahoma City, ho messo altri giocatori, purtroppo manca Reggie Miller. Reggie Miller e Charles Barkley sono i due grandi assenti, non capisco il perché sinceramente. Poi abbiamo New Orleans, nessuno, Detroit, quei bad boy di Detroit, Isaiah Thomas, Joy Dumars, manca Rodman, ma volevo mettermelo a Chicago sinceramente. Poi abbiamo i Toronto di Vince Carter, Houston di Olajuwon e Yao Ming, il San Antonio di Duncan Robinson Parker, quindi squadra scarsa, il Phoenix di Nash, Kevin Johnson e Dan Meyerly, purtroppo mi sarebbe piaciuto avere Barkley ma niente. Oklahoma, che sono diciamo gli ex Sonics e Seattle Supersonic, con Gary Payton e Sean Kemp, quindi più Chris Paul, cioè squadrone abbastanza arrogante. Minnesota di Sam Cassell e Latrell Sprewell, Portland di Clyde Drexler e Sabonis, Golden State non ha nessuno,
e i Washington di Gilbert Arenas. Ciao, sono Gilbert. Sì, Gilbert Arenas e basta. Basta, finito ragazzi, questa è la presentazione del roster, ci rivediamo per l'inizio della carriera. Ok ragazzi, siamo contro Charlotte Hornets, prima partita, vediamo un po'. Divac, abbiamo Larry Johnson e Divac subito, divise direi, madonna, ciao. Andiamo. Però io vorrei mettere... vediamo. Ok. Vai ragazzi, andiamo, prima partita. Dopo chiaramente quelle che simuliamo comunque le facciamo vedere, Scotty. Prima settimana di allo Spectrum Center. E comincia la nostra avventura, raga, con uno squadrone fortissimo, ma qua non è il mio giocatore, dobbiamo portare tutta la rosa e non è semplice. Vediamo cosa combiniamo, ragazzi. Ok. Ciao, va bene. Abbiamo Michele contro tutti. E c'è anche Veneziani in mezzo a questo. Spectrum Center. E si comincia, ragazzi. MJ. Mamma mia, mi viene. Il primo tiro lo lasciamo a Veneziano. Boom! Solo rete! MJ. Dennis Rodman recupera. Sappiamo che il livello è facile con questa MJ. Con questa squadra aumentiamo, siamo a pro per il momento, Mamma mia, raga. Devo imparare un po' in difesa, raga. Veneziano. Veneziano. Rodman. MJ. Mamma mia ragazzi, che inizio! Facciamo i primi minuti, ragazzi, dopo non posso farla tutta perché sennò ci mettiamo la difesa. Bisogna capire che nel basket esiste anche la difesa. Il Kume. Here's Mr. Moves, following the bucket by the Hornets. Thiem passes to Mr. Moves. MJ. 6 to shoot. It's Pippen on the way. Pippen, devo tirare. Ah, Scotty sbaglia, Rodman non prende rimbalzo. Over to the left wing. Now, here's Monk, guarded by Jordan. Rodman, stoppone di Rodman, MJ. Per Veneziano, bellissima giocata tra MJ e il Kume. Mamma mia, che mi sta gasando troppo. Ok, MJ esulta. Quando MJ esulta sono tranquillo, 9-4. Coach made it clear their focus is trying to contain him offensively. Good luck with trying to recupero ancora Dennis, vai. In the basket. Thank you, David. And Chicago has possession after the missed three from Malik Monk. Here's Mr. Moves. Scotty. 5 points in the game. It's Pippen with the Pippen entra benissimo Scotty e vai. Adesso insieme vediamo se è il caso di alzare la difficoltà. Chiaro che la squadra è fortissima, però anche le altre sono forti. Johnson. Recupera ancora Johnson. Bravissimi ragazzi. And it's always been about the effort defensively for Pippen, known as a stopper and Lavin. a fantastic Yes. shot blocker to boot.
moving it around. 8 of their last 10 coming off assists. Hornets trail by 9. To the paint. There's Divac. Oh, and the Grande jump. Vlade Divac. Two players totally in sync with each other. Here's Mr. Moves. Graham defending. Attenzione. And too much time Eccola là. in the lane. They get called Bevo for a io. 3-second violation. All right, a chance to look at some stats. Perde palla al Cume. Great showing for him last season. He averaged about 23 points a game last year, 4 assists and 4 rebounds. And he does so much for this team, but it starts with the way he leads. Sì, sì, non sarà una passeggiata, comunque. Take on the scoring load, and he's more than capable of delivering. Pippen, MJ. Jordan, the pass to Rodman. Good ball movement here by the Bull. Inside. Bravissimo Rodman! E la Offensive sbaglia, vabbè. rebound. A fantastic effort on D to get up in his face and deny the Questi lane. tasti non mi ricordo una minchia. Graham kicks to Divac. And the Stoppata di rejection by Pippen. And here we go. Fast break. Levine's got it. MJ. Jordan outside. Pippen. Fallo e vai Lunetta con il tiro libero. Supplementare. Chance here for him. He's finding some good shots early on, and what you like about it, he's not trying to do too much. Bulls shooting their first Grande free throw Scott. tonight. And just to mention, a season ago, they were very comfortable at the line, hitting about 78% Adesso of finiamo their free liberi. throws. And the first time out of the game called for Chicago. Yeah, and the Manteniamo la Hornets, squadra. they'll be one of the more disciplined teams you'll find in this league. I mean, they keep Volevo in mistakes panca to Phil a minimum. Jackson, però Both senza Phil sides of the Jackson non è la ball. stessa cosa. That's a big part of why the Hornets are tough Siamo to libero. play. Yes. And Chris for the Hornets, as we know, their coach. Ok ragazzi, sta finendo il primo quarto, abbiamo un vantaggio importante. Penso che dovremo alzare la difficoltà. Per la prima partita dai, prendiamo un po' di confidenza con uno squadrone. The shot and game clock separated by 4. Markkanen dishes to Carter. Rodman passes to Markkanen. È entrato Kerr comunque che già un triplone l'ha messo. Back to Kerr. No, Rodman, vabbè. Tiro dell'ispirazione di Dennis, errore. Shot by Rodman, no good. Finisce il primo quarto. And so it's the Chicago Bulls out in front by 17 points at the end of the quarter. Inizio And devastante. their ability to get points in Sì, lamentiamo sicuro le difficoltà. And glad to have you with us, folks. Second quarter of basketball. cominciamo This game così, has not per non exactly stancarli. been neck and neck. Vai. Plenty of time left in this one. Facciamo proprio And qualche a minuto del primo comfortable quarto, dopo margin for facciamo the gli Bulls ultimi here, tre. guys. Well, the offense is clicking, and they seem to have seized the momentum here early on. Yeah, how many coaches say we want to start fast? Now let's see if they can maintain Grande that giocata. All fueled up and ready Rimbalzo to go. nostro. Set the lineups courtesy of Gatorade as the second quarter gets Lavin. On the Sì, floor passiamo for veramente troppo Charlotte. troppo Rushing down there facilmente. with Hernan Gomez. Vabbè, ci facciamo le ossa, così ricordiamo i tasti, tutto pick and roll, finte, robe. E dopo si alza. Perché se no le vinciamo tutte. He dishes it to Johnson. Passes it to Hernan Gomez. Back to Johnson. A floater. Nice deep from Okay. Levine. The edge on the glass Steve is the Kerr. difference. It's allowed them to build this lead. Steve, prova il missile! Steve Kerr, solo rete! Shot off to a fast 2 for 3. No, he just caught the defense napping. He shoots a very high percentage from three-point range when there's no hand in his face. Johnson. Here's Johnson. Eyeballs Hernan Gomez. Back to Johnson. Charlotte needs to get a shot off. Rozier for 3. No good. Roba nostra. Now Chicago Ragazzi, situazione imbarazzante, stiamo dominando. Io direi a questo punto di mettere, ho messo Superstar, mettiamo proprio Hall of Fame, ok. Vediamo, ormai la partita penso sia andata, quindi in ogni caso avrò tanti spazi. Però delle percentuali del tiro mostruose. Penso che la squadra è fortissima e ci sta, però. I'll tell you, Bridges, Vai, c'è Steve the Kerr, athleticism, Dennis. the improving skill set, and the instincts are coming along. Ah, sbaglia qua, Kerr sbaglia. Right now.
Markkanen comes in for Carter. And Steve Kerr is subbed in for Mr. Moves. Sicuramente Charlotte non è la compagine più forte della Lega, però vediamo con Hall of Fame come ci troviamo. Non ho calcolato che la nostra squadra è leggermente forte. Pass to Zeller. Here's Johnson. He creams. Bello qua Johnson. Johnson's got 8 points. The turnaround. Well, Vai, that's a Pippen. terrific move to have a feel for. Outside Rodman. Rodman, fallo su Dennis. Coming up, officials on the call with the foul. And as a free throw shooter, E Dennis la Rodman has mette. his challenges. One of those guys who almost shoots a better percentage from the field. No Dennis good on the la second sbaglia. free throw. Well, Hornets shooting in the second quarter has been pretty iffy, down 32%. That one goes. Count it. 6 points for Malik Monk. Well, it's all about the assist on that. Se devo play. settare bene, al massimo metto 10 minuti come era la previsione. No, come era la decisione. Però vediamo con Hall of Fame, dovrei avere difficoltà. Rodman, infatti sono molto più marcati i miei, Rodman kicks to Pippen. Shot clock at 6. Back to Rodman. Poppa Rodman. Zeller, and there's sì. the shot clock violation. Ok. Couldn't get the shot off in time. And here's a chance to look at stats. Adesso vediamo, facciamo l'esperimento. Questa è proprio una partita di esperimenti. Done. Averaged about 10 points a game, 6 rebounds and 2 assists. Guys, he's a difference maker. Ma perché fallo così, pimpone? Front court and more than holds his own. Well, this is willingness to bang down low and move opponents off the block. Those are valuable contributions. The pass to Biyombo. The dish to Graham. Faccio- And they really haven't been able to get into Ok, roba no, beh ragazzi, i rimbalzi di Rodman sono devastanti. It's Pippen Scotti with the drive, e Pippen and c'è. Pippen slams it in. And Pippen there, Rimarcabili, driving cazzo. hard inside, has the height and athleticism to consistently get it done in the paint. He lobs it up, deflects the pass, stolen by E anche Hall Markkanen. of Fame è così. Scotti probabilmente... No, meglio di no. Back to Pippen, to the left side wing. Here's Rodman, and taken No, away by provare queste Johnson. cose con Rodman non è il massimo. Graham surveying the floor. And a missed layup. Quanto sbaglia It Charlotte. hasn't even been close. It's the Bulls running Li stiamo away with this one. massacrando. And Questo quarto. what can you say? E vediamo. Scottie Pippen, an impressive effort here today. His play so far is what fans love Ok, about him. Johnson la He has mette. gone right at the defense Grande Larry. time and time again. And not standing around, not settling for perimeter shots. He's looking to attack. All fueled up and MJ ready to go. per Rodman. Let's reset the lineups courtey of Gatorade for the second half of basketball. Ecco il fatto che la squadra ha già un On the svantaggio, court sono tutti for sbilanciati in Charlotte, avanti, we quindi got ormai sta T-Bucks. partita anche noi teniamo lo fame, siamo a livello massimo anche per la prossima. Here's an interesting question. E vediamo For the come next va. 5 years, which player wins the most MVP? You know, I think it's Giannis. He's looking like the favorite right now because the way Veneziano, he's missile, possibility to win the MVP solo now. solo un And cazzo I think proprio. also because of his age, he's the one guy, and also Anthony Davis could catch Giannis. Pippen. He has that type of talent. Pippen, the pass to Rodman. 4 on the shot clock. And 3 Vabbè, da casa su MJ. Bridges with the board. Ok, le marcature sono più grosse, è tutto un esperimento ragazzi questo, A little over a minute gone here in the Attenzione second qua half. Pippen, ruba palla. Here we go, the Bulls, fast break. Shoots it up. Scotti. He can't get it to go. And Charlotte will come the other way. And they're 1 of 4 here to start the second half. Inside, T-Box. Johnson right side. Fallo, però non va in lunetta con il tiro libero supplementare e godo. Yeah, easy call. Ok, And last year, the Bulls having issues moving the ball was actually a strength for them in the seasons prior. Totally agree. You look at all the relevant Veneziano. team assist stats. The Bulls were bottom 5 in all of them. This team, they fall Guarda into come marcano adesso, isolation un'altra cosa. stretches. Pippen la recupera. Cosa fa? Outside for Jordan. MJ. And again, no good by Chicago. Charlotte shooting a mediocre 41% in this one. Here's Monk.
The rebound by Pippen. Pippin's got 6 rebounds here tonight. No, la perdiamo, vedi, non possiamo più forzare, prima veniva tutto, adesso non viene niente. Johnson, count the bucket, and he's got Cioè a livello lo fame l'hanno recuperata, ho fatto 9-10 punti, ho messo Superstar, vediamo. Allora amatoriale vabbè no, pro troppo facile, Hall of Fame troppo impossibile, vediamo Superstar. Ma ragazzi ho preso, cioè parziale della Superstar, cioè Hall of Fame impossibile per me. Questa la mettono tutti, sono solo a meno 6 da più 40. Calma. Adesso vediamo MJ. Vai Kerr. Entra dentro, maledetto. Mamma mia, adesso speriamo sia Superstar il livello, almeno una volta capito siamo più tranquilli. Che Hall of Fame è una roba. Qua ce lo perdiamo. Vai Steve. 36 seconds left in the third quarter. Vai Michael. E MJ la sbaglia. And the stroke definitely lacking confidence this quarter. Nothing on target. Offensive rebound. Rimbalzo offensivo per Charlotte. Here's Johnson collects the two-pointer. Fa quello che vuole adesso Larry. Johnson's got 30. And they're beginning to just flat out fall apart defensively right now, especially on the interior. Michael Jordan on the wing. MJ. Back to Markkanen. It's Jordan on the wing. Mamma mia ragazzi, è impossibile adesso. Tutto un altro gioco. Larry Johnson scatenato. Da All Star e Superstar secondo me il nostro livello. Assist della partita, vabbè ciao. Bello. Vai. Ben capire i livelli di difficoltà qua. Ok, Scotty. Scotty. Beh, Dennis no però, Pippen is out there with Kerr. Then it's Zach LaVine. Then it's Lauri Markkanen. And it's Rodman in at the small forward. Here's Markkanen. Ah, peccato. Non la butto più dentro però, Meno 2. Abbassata di più del 20% la nostra percentuale al tiro. Kerr, missile. Non mi entra più nulla. It's 3-on-3 on the fast break to tie it up, and it's laid in by Rozier. E addirittura pareggio. Differenza abissale però. Scotty. Pippen! Il grande Scotty, dai. Non riusciamo più a difendere. Anche i rimbalzi sono utopia ormai. LaVine. E Divac la ruba. Niente, allora, facciamo così. Proviamole tutte All Star. Cerchiamo di capire qual è la difficoltà perché non ci sto capendo più una mazza. Zeller's got the lead up to 2 now for Charlotte. They're doing a really good job of getting the ball inside and attacking the paint. That's an area they have completely dominated. Scotty. Pippen against Bridges. Grandissimo Pippen. Pippin's got 20. 2 minuti e 45, adesso siamo di nuovo in vantaggio All Star, sembra la difficoltà giusta, però attenzione. Migliore in campo Scotty Pippen.
now the presentation of our Jordan Player of the Game, Scottie Pippen. Yeah, and his percentage from the field tonight seemed almost migliore in campo Scott. I didn't think it was possible to have that kind of success shooting the basketball. Stiamo attenti che basta un niente per riportarli in partita. And a whole lot of talent. And as the star of this team, he knows he's going to be the object of the crowd's anger. Subito errore. Taken away by Johnson. Now, here's Monk. He's guarded closely. Veneziano comunque gioca bene, ha delle triple paurose. Terzo fallo di Veneziano. And that one falls for Graham. Siamo là ragazzi, sembra questo il livello giusto, vedremo quando inizieremo la partita. Comunque oggi ne facciamo solo una perché ho bisogno dei vostri commenti per capire se piace la serie così, con le leggende e tutto quanto. MJ Jordan with him, and it's Johnson picking him up. Rodman kicks to Jordan. bravi, mamma mia MJ che movimento. Rodman passes to Jordan. Questo è difficile, That one infatti. doesn't drop. Fallo di Rodman. Mi aspetto i vostri commenti, non mi ricordo i tasti per la alley-oop, ragazzi. Se qualcuno mi può dire il tasto per fare la alley-oop, volentieri. Manca poco, il vantaggio c'è ma è poco. Mamma mia, Larry Johnson ci ha massacrato, è da quando abbiamo aumentato il livello da pro. Ci ha massacrato. Scotti. Lavin. MJ finta il tiro, bellissimo per Rodman, prova. Va bene. Vabbè, Dennis lo mette. E lo mette Dennis. Siamo alla fine ormai. 127 left here in the fourth quarter. Now, here's Monk, guarded by Jordan. Devo prendere tanto la mano comunque. Diciamo che fino a pro questa squadra dominiamo. Andiamo a trovare il giusto compromesso perché è chiaro che Chicago è forte. Adesso sbaglia però. MJ. Solo rete per Michael, Jeffrey, Jordan. Intanto il secondo miglior violino della storia. Ha vinto l'MVP, non l'ha vinto Jordan ma l'ha vinto Pippen. Il secondo violino più grande della storia. Fuori, cioè, tanto che sfiga essere Scottie Pippen e giocare nell'era di MJ. Bisogna vedere contro Los Angeles o Boston a livello star. Veneziano la mette bene, tipica 3 del Cume, fallo. Non c'è discrepanza praticamente tra i 24 del tiro e i 24 della partita. Ok, 2 su 2. Portiamo a casa il match. Abbiamo capito, amatoriale e pro. No, perché? Non c'è stato niente. Ma sei stupido. Ci mettiamo le riserve. Ancora Rodman in rimbalzo. E adesso andiamo a portare a casa la prima partita. I tifosi se ne sono andati. Sembra All Star il nostro livello, ma vedremo nella prossima partita. Aspetto i commenti per tante cose, capire se piace la serie, tutto quanto, consigli. E andiamo, vinciamo la prima. E adesso tocca a voi, raga. Vediamo un po'. Vabbè, Larry Johnson 32 punti. No. Per Veneziano 24 punti, un rimbalzo, 11 assist. È una stoppata. Doppia doppia. Lavin 23 23 punti, 2 rimbalzi, vabbè. Pippen 22, 11. Ok, Jordan ha fatto 22, 9 assist, per poco ha fatto la doppia doppia. Rodman che 19 rimbalzi. Ok. Vediamo Kerr. 9 punti, un rimbalzo, 3 assist e una palla persa. Ok, Beppe.
e vinciamo la prima. Buono raga, aspetto i vostri commenti. Adesso, chiaramente ne simuleremo anche, faremo solo le più belle. No. Ok. Adesso per esempio vi posso già anticipare che con i Grizzlies la simuliamo. E allora, sarebbe la prima no, non è in casa. La prima in casa è con i Raptors, ce la facciamo, assolutamente. Ok, allora a questo punto la simuliamo adesso, così vediamo anche. Simula fino a questa data e vinciamo anche contro i Grizzlies 156-111 massacrati. Proprio si può vedere i tabellini, qualcosa? No, tabellino. Ok, perfetto. Ecco qua, MJ la fa da padrone, Veneziano gioca comunque la sua partita. Ok, perfetto. Molto bene ragazzi, quindi sicuramente le partite che simuliamo ne vinceremo tante. Però ripeto, dobbiamo trovare la nostra chimica dal punto di vista difficoltà e i vostri consigli sono importanti. Sicuramente no Pro e no Hall of Fame. Se la giochiamo con Superstar o All Star, quindi a voi la scelta anche di capire il tutto. Non sarà facile, ma ricordate che ci sono tante altre squadre forti, quindi non sarà scontato l'anello. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Tra parentesi, dobbiamo divertirci. Ciao!